benvenuti allo stadio comunale di Bagheria, partita valevole per la 12ª giornata di promozione girone A, partita fra Bagheria e Borgetto Giardinello. Sono entrate adesso in campo le due formazioni, pallone allargato e poi messo dentro a cercare la Macaluso che controlla a lottare con Perricone, poi tentato il destro di Alfano che esce fuori di un niente, c'è stata deviazione però calcio d'angolo. Il numero 10 Lucera che si accentra, mette dentro proprio a cercare Fiorentino, il primo pallone toccato, ancora Fiorentino al volo e questa è la prima occasione nitida per i padroni di casa con Fiorentino. Salgono sempre le tante torri dei padroni di casa. Dentro il pallone, ancora Bartolese la trova lì. Gli rimane sotto il pallone, riesce a calciare, poi mette dentro Perricone. La mette dentro il capitano del Bagheria che sblocca la partita. Grande giocata di Bartoloni, gli è rimasto sotto il pallone, non è riuscito a calciare, poi con intelligenza col sinistro dentro dal numero 23 la sblocca così il Bagheria da un calcio piazzato. Costa, sempre lui con le mani, lotta Giglio, grande sombrero, è passato il numero 11 dato cortile rigore Fiorentino, sponda Caracappa, azionissima dei padroni di casa, bellissima la giocata di Giglio col sombrero, poi sponda di Fiorentino davvero numero 9 e Caracappa la mette dentro 2-0. Provato il cambio di gioco Lucera, tanto spazio e campo aperto, cerca Giglio, 1 contro 1 con Accardo, va all'11, mette palla sul destro, sfiora l'incrocio dei pali e il pallone va sul fondo del Borgetto. Qui Rosone chiude il triangolo, Macaluso fa scorrere Aneli, area di rigore, punta per rigore, mette dentro, non arriva Rosone, arriva Alfano sinistro, doppia deviazione, fallo di mano e calcio di rigore, mani nei capelli per Perricone. Sistema il pallone Rosone, conta i passi, rincorsa, va il numero 7 forte, centrale forte, Rosone batte Cagnina che si è muovuto dalla sua destra, 2-1, partita riaperta. Testa Andrada, Giglio a far correre Caracappa in campo aperto, c'è Lucera dentro, l'ha visto Caracappa, Lucera, stop, non perfetto e non chiude la partita il 10, non chiude la partita il Bagheria. Caracappa la sponda con la testa a cercare Giglio, il pallone arriva ancora una volta al 19, allarga bene per Lucera, è quella la sua mattonella, punta boa, sposta Lucera a giro, sfiorato il palo, ma forse è la prima volta in 71 minuti che Lucera si è riuscito a trovare in quella che è la sua mattonella limite dell'area, sposta a destra a giro. Non batte Caracappa ma batte Lucera, dentro ancora una volta il pallone passa sul primo palo, era nuovamente corto come l'angolo in precedenza, proprio dall'uomo che l'ha riaperta. Rosone sale Cardella, Rosone, perfetta la palla per D'Amico, fischiato fuori gioco da parte delle guardaline, sembrava partito dietro però D'Amico. Va Cardella, dentro il pallone, esce Cagnina ad anticipare, poi Aneli spazza addirittura fuori dallo stadio, tutti a coprire la porta di Cagnina, batte il capitano del Borgetto, più lungo che può, saltano tutti, si è infilato Rosone, finta Rosone, dentro! L'ha pareggiata all'ultimo secondo il Borgetto con D'Amico che si riscatta, giocatona di Rosone, 2-2. Sale Andrada 1 contro tutti, poi il rimpallo, fischia 3 volte e manda tutti negli spogliatoi, pareggiano 2-2 Bagheria e Borgetto. Un saluto da Sportisili e da Davide Sgroi.